Euroregione.news. Rugby, mini rugby e rugby tag, vincitori e vinti. Anche quest'anno non è mancato nulla durante la terza edizione dell'evento Tagghiamo la scuola FVG, organizzato dalla SD Overbag Line Rugby Codroipo, alla presenza del vice sindaco di Codroipo Giacomo Trevisan, che ha tra le deleghe anche eventi e Villa Manin, e del coordinatore del progetto Vola Alto con lo Sport Matteo Tonutti, dato che questa manifestazione è inclusa nel progetto della Regione Friuli Venezia Giulia e il CONI FVG, una manifestazione coordinata dalla presidente Susanna Greggio. Siamo qua nella bellissima cornice di Villa Manin con la terza edizione di Tagghiamo la scuola FVG, una manifestazione dove vede tutti i ragazzini che hanno fatto durante l'anno scolastico le lezioni di rugby dal nostro tecnico. Oggi vengono a concludere questo percorso. Vogliamo già dire qui è il vincitore? C'è un vincitore davvero? Non mi pare che sia questo lo spirito della manifestazione. Assolutamente no, assolutamente no. Qua ha vinto lo sport, ha vinto il rugby, ha vinto l'amicizia, la condivisione. Oggi è una giornata veramente splendida, anche se il tempo non ci ha aiutato, però ci ha permesso comunque di giocare. Tutte le scuole hanno partecipato a questa bellissima manifestazione, quindi questo ci riempie d'orgoglio. È un orgoglio che il comune di Codroipo anche condivide, perché Overbag Line è una realtà vivacissima e che offre veramente una preparazione che va oltre a quella sportiva, perché grazie a questo progetto penso che i ragazzi siano messi alla prova da diversi punti di vista. L'atleticità sicuramente, ma c'è disciplina, c'è anche sapersi divertire nonostante ad esempio le condizioni climatiche di oggi, che non sono, forse sono anche il meglio per il rugby in realtà, perché ci si diverte di più a buttarsi in mezzo all'erba e un po' di pantano anche, farlo insieme, farlo con disciplina, sapendo quello che ci si propone di realizzare, e poi con l'attenzione anche alla sostenibilità che Susi prima ricordava. Non ci sono premi perché tutti partecipano e a tutti viene riconosciuto il loro impegno. Vogliamo ringraziare di cuore la Regione Friuli Venezia Giulia col progetto Vola Alto con lo Sport che ci ha sostenuto, il comune di Codroipo che veramente ci sostiene in tutto, e Overbag Line come organizzatore, e l'ente regionale ERPAC che ci ha permesso di vivere questa giornata in questa splendida cornice. Penso che uno che si affacci dalle finestre della villa o i codroipesi o chi partecipa come spettatore a una giornata del genere non può che avere insomma una soddisfazione nel cuore nel vedere tanti ragazzi che si divertono per prima cosa. Penso che diversi di loro abbiano anche una grande passione per questo sport, perché vediamo quello che nella quotidianità, poi durante tutto il resto dell'anno, Overbag Line in particolare, ma anche le altre società che si occupano di rugby in regione riescono a trasmettere a questi ragazzi. E io penso che lo vedrebbe di buon occhio, perché anche se è vero che questa è una piazza che ha ospitato più magari manifestazioni di rappresentanza, no? Occasioni mondane, qui si raccolgono valori e c'è un'energia che insomma è contagiosa, direi, quindi penso che sarebbe soddisfatto di vedere la villa che riesce ancora oggi a essere luogo di incontro, di condivisione. Tagghiamo la scuola è uno degli eventi sportivi che la villa riesce ad accogliere, anche questa versatilità fra cultura, sport, enogastronomia è una ricchezza che fa la villa ancora più bella, se vogliamo. Quindi insomma grazie veramente per aver pensato a questo luogo e per continuare anche a proporre la manifestazione qui a Villa Manin. Quindi ci vediamo il prossimo anno? Assolutamente, parlo perlomeno per il comune di Codroipo, ecco, le porte sono sempre aperte. Grazie. Bella giornata di sport, anche se non atmosfericamente. Ci ritroviamo in una delle manifestazioni che è all'interno di Vola Alto con lo Sport. Vola Alto con lo Sport è un progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e gestito dal CONI, che prevede una serie di manifestazioni all'interno dei luoghi d'arte, e quindi questa
Abbiamo avuto i campionati di società di campestre in Villa Hotel Savorgnan, questa è la prima in Villa Manin. Seguirà il 5 maggio con il volley Manin Volley e il 31 di agosto il salto con l'asta. Volo alto con lo sport poi sarà in altre 15 piazze in Friuli Venezia Giulia con degli open day sportivi, e sono previsti tanti altri eventi che riguardano l'inclusione. Per esempio abbiamo una mostra di foto degli sport paralimpici che sta girando nelle scuole, e porteremo a Codroipo a novembre le finali nazionali del rugby in carrozzina, quindi ci saranno un centinaio di atleti che parteciperanno, cosa che in Friuli Venezia Giulia forse non si è mai vista. Quindi io ringrazio l'Overbag Line Rugby per aver aderito a questa idea di progetto, perché poi Villa Manin è arte, cultura e sport assieme, e stiamo cercando di costruire questo progetto coinvolgendo scuole, associazioni, enti pubblici, in maniera tale che ci sia una commissione e tutti riescano a lavorare al meglio. Bene, vogliamo ringraziare anche tutte le scuole che hanno partecipato al progetto, che sono presenti oggi, e soprattutto che ci riaprano le porte per riportare il rugby nelle scuole. Tagliamo la scuola FVG. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news